Per decisione del viceré di Napoli Don Pietro di Toledo, lungo le coste dell'Italia meridionale, a difesa del territorio, furono edificate una serie di piccole fortificazioni e torri di avvistamento. I siti venivano individuati in base al frastagliamento della linea di costa, alla distanza tra le torri, alla reciproca visibilità ed alla possibilità di comunicazione, a vista, acusticamente o con messaggeri a cavallo. La presenza di un tale sistema diventava utile soprattutto per prevenire e contrastare le scorribande dei Saraceni. Nel tratto di costa molto frastagliato, compreso fra Vieste e Peschici, a causa della limitata visibilità, le torri si infittiscono. Il sistema di trasmissione era molto semplice. Una torre doveva mandare un numero maggiore di segnali, sbuffi di fumo o lampi di fuoco, al crescere del numero delle navi nemiche avvistate. Bastavano pochi minuti dal primo avvistamento per allertare tutte le torri pugliesi. La prima torre posta ad oriente dell'abitato di Peschici è Torre di Calalunga. Nel 1570 la torre venne assalita e smantellata dai turchi, ma successivamente, proprio per la sua funzione strategica, la torre fu ricostruita. Si tratta di una tipica torre a base quadrangolare e forma di tronco di piramide. La torre ha perso la sua originaria copertura, che è stata sostituita da una più recente. Il promontorio di Calalunga su cui sorge domina ad occidente le punte di Manaccora e San Nicola che precedono Peschici. Ad oriente si trova invece il promontorio e la torre Usmai. Le torri di base quadrangolare misurano circa 11 metri per lato ed hanno un'altezza di circa 12 metri. Esse sono su due piani, con un locale per piano e con l'apertura a terrazza per la dotazione di armi e per le segnalazioni. Il piano terra era utilizzato da magazzino e quello superiore da abitazione. Le pareti hanno alla base uno spessore di circa 2 metri e sono in pietra locale. Una delle caratteristiche della torre di Monte Pucci è di essere ubicata su un tratto di costa affacciato direttamente verso nord, per cui è possibile in estate vedere sorgere e tramontare il sole sullo stesso mare. La torre presenta anche un notevole valore panoramico. In lontananza, nelle giornate terse, si possono scorgere le Tremiti e le isole della Dalmazia. Ad oriente si gode un magnifico panorama sull'abitato di Peschici e ad ovest si può ammirare in lontananza l'abitato di Rodi Garganico preceduto dal lungo arenile di San Menaio. Questo tratto di costa è caratterizzato anche dalla presenza dei trabucchi, poderose macchine da pesca protese sul mare. Secondo alcuni storici locali si pensa che l'origine di questi antichi strumenti di lavoro risalirebbe al tempo dei Fenici. Questo importante sistema di pesca, ancora in uso sul nostro territorio, venne realizzato in zone dove il mare presentava una profondità di almeno 5 metri, un fondale sabbioso orientato in direzione sud-est o nord-ovest ed in corrispondenza della confluenza di correnti marine, zone notoriamente ricche di pesci.